Benvenuti a Valvasone Arzene, il comune nella provincia di Pordenone, comune di nascita del nostro fondatore Giorgio Brumat. E questa sera siamo qui in presenza del sindaco Marcus Maurmaier, del nostro direttore del centro regionale trapianti Roberto Peressuti, dottor Roberto Peressuti, e anche la presidente, neopresidente provinciale della provincia di Pordenone, Federica Tonin. Perché questa sera qui? Perché quest'anno, domenica prossima, ci sarà la giornata nazionale della donazione indetta dal Ministero della Salute e noi vogliamo rendere omaggio questa sera proprio al nostro fondatore Giorgio Brumat e quindi siamo qui grazie al sindaco che ci ospita con questo proiettore che illumina la sede del municipio e ci fa molto piacere e ci onora di questa occorrenza. Aido naturalmente sarà sempre presente per la sensibilizzazione al dono di organi, di midollo, di sangue, di tessuti e cellule, perché noi proponiamo per tutti questa possibilità di diventare donatori. Lascio la parola adesso al sindaco. Grazie Maria Laura e benvenuti, lo dico io veramente di cuore, a tutti i rappresentanti dell'Aido, ma a tutti i rappresentanti e tutti i soci dell'Aido a livello nazionale. È per noi un grande onore poterci fregiare del fatto che Giorgio Brumat è nato qui a Valvasone Arzene e tra l'altro è nato proprio qui vicino, di fronte al municipio c'era la casa dove ha avuto i Natali Giorgio Brumat. Noi abbiamo fatto anche delle cerimonie e abbiamo messo una targa a ricordo di Giorgio, abbiamo anche intitolato una sala pubblica proprio perché il messaggio e l'idea che ha avuto è un'idea che ha camminato su buone gambe, tant'è che sono tante le persone ma mai sufficienti per poter dire che quella che è la speranza che viene data attraverso la donazione degli organi in un momento tragico che può toccare delle famiglie, c'è un momento di grandissima speranza che viene dato, quindi la vita che continua. E allora avere questa opportunità di ospitare quest'anno la celebrazione a 20 anni dalla scomparsa di Brumat è per noi un'occasione anche per rinnovare questo messaggio di speranza e l'invito che si continui a fare attività di informazione e che quell'iniziativa che è legata soprattutto al consenso che si dà nel momento in cui si sottoscrive la nuova carta d'identità sia spinta sempre più con forza e che tutti quanti si convincano del fatto che l'egoismo non può prevalere, deve prevalere l'altruismo e il senso di solidarietà e quindi dire quel sì permette poi di dare la speranza ad altre persone. Quindi benvenuti, io spero che sia un passaggio per qualcosa di più importante anche in futuro perché per noi è veramente un grande onore ricordare Brumat e tutta l'attività dell'Aido. Grazie signor Sindaco e grazie alla Presidente regionale dell'Aido. A me fa molto piacere essere qui questa sera perché il ricordo di Brumat è molto importante, ma la realtà dell'Aido nella regione Friuli Venezia Giulia anche è importante. Grazie all'aiuto dell'associazione di volontariato riusciamo a intervenire, quest'anno un po' meno, nelle scuole, però è una cosa molto importante per dare le informazioni in modo che i cittadini, i nuovi cittadini, i ragazzi che diventano cittadini, abbiano la possibilità di fare una scelta consapevole. L'impegno nostro, assieme alle amministrazioni comunali, è quello di fare in maniera che tutti i cittadini sappiano che hanno la possibilità di salvare delle vite. Il dono dovrebbe diventare realmente, come dice il motto della campagna di quest'anno, una scelta naturale consapevole. Allora è importante sapere che anche superata una certa età le persone possono realmente salvare delle vite umane. In questo momento a livello nazionale ma anche regionale abbiamo visto che le persone meno giovani non hanno questo tipo di informazione, per cui l'impegno è andare avanti a fare un'informazione e appena sarà possibile in presenza, signor Sindaco, in modo da far capire qual è l'importanza di un gesto che aiuta e che aiuta, fatto prima, non soltanto gli 8.700 pazienti in lista d'attesa per un trapianto,
considerato che l'anno scorso sono stati fatti 3.500 trapianti, quindi capite subito qual è la differenza tra quello che è la necessità per poter salvare delle vite umane e quello che è la disponibilità. Disponibilità che, come dicevo, in alcuni casi dipende da una mancanza di conoscenza, per cui è importante dare questo tipo di informazione, e grazie alle amministrazioni comunali e all'AIDO, alle associazioni di volontariato, riusciremo a cercare di ridurre questo gap quanto più possibile. Grazie per quello che state facendo. Io mi concordo con tutto quello che hanno detto e l'unica cosa che posso dirvi è informatevi. Informatevi perché un sì veramente può cambiare la vita. Appartenere all'AIDO si inizia a appartenere a una grossa famiglia, una grande famiglia. Grazie al sindaco per averci dato questa possibilità e speriamo sia la prima di una lunga serie di collaborazioni, speriamo in presenza. Grazie. Vorrei ricordare un'altra cosa al sindaco, che avremo bisogno ancora di lui, perché nel 2023 ci saranno i 50 anni di AIDO e Arzene e Valvasone Arzene, il comune di Valvasone Arzene non può assolutamente mancare, mi auguro che sia presente con i festeggiamenti, perché da qui è partito Brumat e da qui si deve cominciare. L'ho già detto, in qualche modo sono più che d'accordo, ne abbiamo già parlato anche in giunta e credo che faremo qualcosa di particolare, certamente, ma soprattutto con l'idea che non sia una semplice ricorrenza, ma che sia un momento per rilanciare, andare ancora più forza al messaggio che Brumat attraverso l'AIDO ha lanciato a tutta Italia.